32esima giornata del campionato di Serie D al Despar Stadium. Spareggio salvezza tra il Città di Messina e il Logri. La formazione peloridana dopo il 6-0 pesantissimo contro la Turris cerca il riscatto. 31 i punti in classifica per i ragazzi di mister Furnari, a -2 proprio dal Logri di mister Quattrone. La formazione calabra invece viene dalla vittoria per 1-0 contro l'Igea Virtus. 3-5-2 per il Città di Messina con Paterniti tre pali in difesa, confermati Bellopede, Berra e Bombara sugli esterni a centrocampo. Rientra Fragapane, a destra invece ci va Silvestri in cabina di regia. Quintoni supportato da Nicosia e Cangemi. In avanti chance dal primo minuto per Paolo Argomenti, al fianco di Luifa Galesio. Arbitra partita il signor Centi Matteo della sezione di Viterbo, sui assistenti Lorenzo Di Lario di Tivoli e Matteo Mattera di Roma 1. Siamo dunque al film del primo tempo, maglia bianca, inserti giallorossi per il Città di Messina. Dall'altra parte invece si schiera il Logri in tenuta Amaranto. Subito Quintoni che lancia in avanti per Cangemi, pallone che però viene afferrato da Pellegrino. Non ci arriva il centrocampista palermitano. Dall'altra parte prima opportunità anche per la formazione calabrese, qui con la Rosa che prova a liberarsi, va al tentativo col destro che però finisce al lato della porta difesa da Paterniti, sfonda sull'out mancino ancora una volta il Logri, triangolazione, indelicato, prova a prendere il fondo, ancora indelicato, mette il pallone dentro con Domitti, però la manda alta sopra la traversa. È un buon Città di Messina, lo si fa vedere con Quintoni, perfetto in cabina di regia, tra le linee per Cangemi, conclusione di Argomenti. Pellegrino deve distendersi per mettere il pallone in calcio d'angolo. Eccola la vera prima occasione da gol, firmata dal numero 10 della Città, Paolo Argomenti. Attenzione dall'altra parte perché c'è Siano nel cerchio di centrocampo, lancia dove c'è Trombino, ancora Trombino, prova a saltare Bellopede, ci riesce Trombino, cerca l'incrocio dei pali, brivido per Sebastiano Paterniti, rimessa laterale per il Città di Messina affidata a Domenico Bombara, colpo di testa di Luifa Galesio, non arriva nessuno però sul secondo palo a anticipare Pellegrino. Ancora Quintoni e qui cambia il gioco, attenzione a Sergio Silvestri che prova a stoppare il pallone, riesce, rallenta un attimo Silvestri all'1 contro 1 con Indelicato, ancora Silvestri riesce a scartare l'avversario, Silvestri all'indietro, Argomenti, ed è 1-0 della Città di Messina. Arriva il vantaggio della formazione giallorossa col primo gol in maglia Città di Paolo Argomenti dopo aver fallito il rigore contro la Turris. Trova la rete che porta gioia in casa Città, 1-0 contro il Logri. Attenzione ancora ai giallorossi con Luifa Galesio che però manda alto il pallone sopra la traversa, ci ha provato l'attaccante argentino Quintoni, calcio di punizione, siamo a grande distanza ma il sinistro velenoso mette in difficoltà Pellegrino che è costretto a deviarla in calcio d'angolo. Si concluderà così la prima frazione, 1-0 pesantissimo al Despar per il Città di Messina, firmato da Paolo Argomenti su assist di Sergio Silvestri. Partiamo col film del secondo tempo senza cambi, ancora il Città. Galesio prova a fare la guerra vicino all'area di rigore, interviene Cangemi, allontana la difesa del Logri sui piedi di Nicosia, il centrocampista classe 2000 fa partire il destro angolato ma non potente, Pellegrino riesce ad arrivare, calcio di punizione per il Logri. Dall'altra parte siamo al 60esimo, pallone che viene messo dentro, Bombara va a stendere il diretto avversario, si tratta di De Marco ed è calcio di rigore segnalato dal direttore di gara Matteo Centi della sezione di Viterbo. Qualche protesta per il capitano del Città di Messina, De Marco contro Paterniti. Il Logri cerca il gol del pareggio, dal dischetto parte De Marco che spiazza Paterniti, è 1-1 al Despar Stadium. Ritrovato l'equilibrio sul rettangolo verde del Marullo di Visconte tra Città di Messina e Logri con il gol di De Marco, break offensivo da parte di Thomas Berra e qui salta due avversari, ancora un terzo, Berra cerca dentro Argomenti, riesce solo a deviarla il numero 10 ma è un buon Città di Messina che adesso ci crede, vuole i 3 punti a tutti i costi. Quintoni mette il pallone in area di rigore, cade così Luifa Galesio, non c'è nulla per il direttore di gara. Rivediamo qui il tocco presunto totale del numero 5 Varric sull'attaccante argentino. Attenzione perché esce Cangemi ed entra Pasquale Princi. Città di Messina si schiera adesso con il 3-4-3. Argomenti prova a mettere la sfera dentro, forse un tocco con la mano da parte di Galesio che riesce a girare. Pellegrino in presa bassa fa sua la sfera, è il momento di Alessandro Codagnone, è stata quindi l'ultima occasione per Luifa Galesio per distinguersi al Despar Stadium. Attenzione dalla sinistra, parte il cross, sfera che viene allontanata male, Silvestri, la conclusione Codagnone la va a deviare Princi, la liscia con il tocco con la spalla. Argomenti, c'è Princi, colpo di testa, Pasquale Princi, è 2-1 del Città di Messina al 77esimo, gonfia la rete Pasquale Princi anche per lui, primo gol in campionato, esplode il Despar Stadium ed esplode di rabbia, di gioia, di carattere e di grinta. Pasquale Princi, 2-1, un gol pesantissimo per la corsa play-out delle Città di Messina e lo segna proprio lui, l'uomo che non ti aspetti, Pasquale Princi, che si becca la munizione per essersi tolto la maglietta, ma c'è tanto euforia adesso al Despar Stadium. Occhio però dall'altra parte perché ci prova così Trombino, si gira ma Paterniti gli nega la gioia del gol con una bellissima parata in presa bassa.
Si resta sul 2-1, entra Calcagno al posto di Quintoni. Il Città di Messina deve difendere il risultato a tutti i costi. Qui prova a ripartire con Codagnone, che viene steso dalla rosa. Secondo giallo per il numero 19 del Logri ed è espulsione. Resta in 10 per questi scampoli finali di gara. Il Logri entra Ferraù, esce Argomenti, ma è triplice fischio al Despar Stadium. Il Città di Messina conquista 3 punti fondamentali in zona playout e scavalca proprio il Logri, andando a quota 34 in classifica. Le ultime 2 sfide, gli ultimi 180 minuti contro i Jack Castrovillari per decidere le sorti dei giallorossi. Un cordiale saluto e alla prossima.